Il sito web della provincia di Venezia giudica accogliente l'isola pedonale recentemente istituita nel centro di San Donà di Piave, così come favorevoli alla sua realizzazione sono alcuni commenti apparsi su Facebook dopo la messa in rete del servizio di Televenezia dedicato appunto all'isola pedonale. Bisogna capire che molte città hanno le loro zone pedonali, scrive un signore, citando Padova, Mestre, Treviso e Portogruaro. Quindi noi ci lamentiamo per pochi metri pedonabili e aggiunge: io la continuerei fino al Teatro Astra Metropolitano, via Campanile e fino davanti al Duomo. Anche secondo me, aggiunge un'altra persona, se fosse completa sarebbe molto meglio. Pensate che bello uscire da teatro e farsi due passi per bere un caffè o mangiare un gelato guardando le vetrine. Quindi al coro di no dei commercianti e negozianti e alle preoccupazioni della USL 10 per il giro largo che le ambulanze sono costrette a fare, si contrappone il sì a cui piace l'isola pedonale. Tuttavia, se mettessimo sulla bilancia i due pareri, il piatto penderebbe per il momento dalla parte dei contrari, ma non è detta l'ultima parola.